Buongiorno Buongiorno. cari amici, eccoci qui prestissimo una mattina per parlare di qualcosa di speciale Sì. che il Topolotto qui vuole dirvi, e che è il karma. Allora, ieri appunto, non mi ricordo, in una delle osservazioni, Pensa a Antonella Mosca? sì, ha detto qualcosa, forse abbiamo detto, beh, ne parliamo oggi, avremmo parlato di karma, perché è importante che sappiate che effettivamente esiste, non è una baggianata New Age, sebbene la New Age abbia smanacciato, come abbiamo detto più volte, negli insegnamenti esoterici, a volte ribaltando o modificando i significati fondamentali che permettono appunto di trovare l'equilibrio, di trascendere Mm, mm. quelle che sono le nostre modalità negative o comunque di raggiungere dei risultati, ma in questo caso effettivamente il karma esiste, non è una cosa Inventata, eh? sì, e non è una cosa solo orientale. In Mm. Oriente effettivamente non è stata rimossa dagli insegnamenti come è avvenuto qua in Occidente, è sparita dalla Bibbia. C'è ancora qualche traccia, per esempio, nel Nuovo Testamento, Sì. quando Gesù, riferendosi a Giovanni il Battista, ehm, parla Di Elia? di Elia, esatto, fu Gli ho dato quell'Elia. un'imbeccata, gli ho dato un'imbeccata. Grazie. Dunque, effettivamente un insegnamento che apparteneva anche alla scuola, alla filosofia o alla religione cristiana, Sì. ma che è stato fatto sparire in funzione di un'unica vita da pecora timorosa e così via. Esatto, sì. Però effettivamente, riflettendoci bene, senza il karma, senza la presenza del karma nella nostra vita e le modalità con cui si applica, sarebbe impossibile spiegare determinate cose che avvengono o che esistono già, Mm, per esempio alla nascita, certe mm, circostanze mm. veramente complicate di bambini che nascono già magari con particolari deformità o malanni, malattie, sarebbe ingiustificabile e veramente dovrebbero spiegarci come mai esiste un Dio che permette una cosa del genere. Posso Continua, raccontare una cosa? certo, assolutamente. Più o meno 20 anni fa io andavo sempre a prendere un bambino che aveva una patologia in una scuola appunto di bambini che stavano male, no? E vedevo la maestra, guardavo di nascosto queste situazioni in cui la maestra insegnava a questi bambini un pochettino con qualche difficoltà e con il bambino che andavo a prendere io lo trattava sempre come un santo e gli altri bambini li trattava sempre male quando la gente non guardava. Cioè era sempre una persona corretta, ma con quel bambino che andavo a prendere io lo trattava come se fosse il Buddha e gli altri li trattava proprio come se fossero delle cioccolate. Un giorno vado da questa maestra, entro in questa lezione e cerco di spiegare chi era il bambino che andavo a prendere io. Lei mi guarda e mi dice, io so chi è questo bambino è un santo. E io ci sono rimasto stupito perché solo io lo sapevo, pensavo. Poi si, si volta verso quell'altro bambino che sembrava tutto tenerone, tenerone, e mi dice, senza tanti giri di parole, perché questo maestro effettivamente aveva dei doni, era una buddista e riusciva a vedere le vite passate delle persone. Mi dice, vedi questo bambinetto qua? Questo bambinetto qua è una cioccolata, perché nella vita prima continuava a violentare le donne. Quindi questo bambinetto qui era rinato messo male, no? E più aveva beccato anche la maestra che sapeva chi era il furbacchione, capite? Quindi il karma c'è, invece il bambino che andavo a prendere io era un santo violento. Poi il bello è che quando ha guardato me mi ha detto, beh tu insomma, qualcosina c'è, proprio così così. Io ho detto, beh sapete, qualcosina bisogna fare nella vita, Comunque per dirvi che il karma, cioè, e alcuni lo riescono a vedere. E beh, quel bambino era fortunato che ha beccato una maestra tibetana, perché se beccava una maestra cattolica
che magari aveva questo dono, lo mettevamo magari in croce. Ah, ecco, solo per dirvi che il karma c'è chi e alcuni lo vedono bene. Esiste non solo il karma che Ah, salutiamo anche la Tina. Ciao Tina. sì, sì, si sono collegati, hanno salutato anche altre persone, ma stavi raccontando Ah, e non scusa, ho... No, scusa. no, ci mancherebbe, non ho voluto, Hai come fatto bene, hai dire, fatto bene. Ciao interrompere. E dunque Tiziana, abbiamo ciao Tiziana, Giulia, Giulia, Enzo, Enzo, ciao Enzo, Giovanni, Giovanni, Tina, Maria Tina, Maria Grazia. Grazia. Per ora Scusate, grazie della grazie, vostra presenza e grazie. buongiorno a tutti voi. Mm, Non solo esiste il karma, che poi cos'è questo karma? Il karma è come fosse un registro contabile mm. in doppia partita, dunque Non in nero, eh? no, no, è tutto, possiamo nascondere quello che pensiamo, quello che speriamo, quello che crediamo, ma non nascondiamo nulla, è peggio Mm. dello Stato e dell'ufficio delle È una entrate. cosa tremenda. Dunque non sfugge assolutamente nulla, tutto quello che facciamo viene registrato e viene, come dire, viene ottimizzato. Mm, Esistono dei momenti in cui il karma si manifesta in modo istantaneo, mm, e altri in cui ci vuole del tempo di elaborazione. Perché? Perché il karma non è una cosa, come dire, estemporanea. Il karma ha un senso e il senso è il senso delle lezioni, il senso dell'apprendimento. Dunque la lezione ci viene restituita quando siamo in grado, forse, si spera, di capirla. Vale a dire quando si sono create delle condizioni per noi simili a quelle del momento in cui abbiamo generato questo karma. Dunque, probabilmente a parti ribaltate potrà succedere. Per esempio, che se abbiamo fatto qualcosa a qualcuno, ci tornerà in una modalità simile anche rispetto a come era quel qualcuno nel momento in cui ha ricevuto un gesto. Dunque, a volte ci vuole del tempo perché questa situazione prenda corpo, si possa manifestare ed è per questo che ci sono appunto dei tempi Tecnici. tecnici per i quali a volte non comprendiamo. Ciao Sara, Ciao non Sara, comprendiamo che ciao Maria magari Grazia. non comprendiamo che magari quello che ci sta capitando è il frutto di una nostra azione. Sembra invece che ci piova dal cielo. Mm, Assolutamente no. Non esiste cattiveria, non esiste giudizio nei regni spirituali superiori. È vero, si comprende che ci sono forze positive e forze negative, ma più in alto si va, più ci si avvicina alla Keter e meno si percepisce giusto o sbagliato come un qualcosa di così determinante. Tutto è giusto. È assurdo, può è vero. sembrare, però anche il dolore è ottimizzato e finalizzato a una crescita, dunque riesce a diventare giusto anche il dolore. Sì. Questa è l'essenza Perché del la Keter karma. non sbaglia mai. Questa è l'essenza del karma, dunque cosa succede? Che ovviamente più noi ci correggiamo e ci rettifichiamo e più Mm, ovviamente le esperienze a cui andiamo incontro saranno luminose, saranno positive, fino a esatto. esaurimento del karma precedente o delle vite precedenti, attenzione perché Mm, non è detto nemmeno che in questa incarnazione noi andiamo a risolvere tutto il karma pregresso, probabilmente sarà in funzione dello sviluppo della nostra anima possibile esaurire solo un determinato karma o di mm, alcune circostanze, alcune situazioni. Dunque immaginate quante vite abbiamo compiuto, da quanti millenni siamo sulla pista, siamo in piazza. mm, mm, mm. Dunque l'obiettivo è semplice. Continuare a seminare bene, a dispetto di qualsiasi circostanza, di qualsiasi situazione, di quello che ci fanno, di quello che ci dicono. Dobbiamo tenere sempre il focus sull'equilibrio, sul centro e continuare a seminare bene fino a esaurimento completo di quello che è il karma negativo. Ricordiamoci che appunto non è soltanto una specie di registro, esistono vere e proprie entità preposte alla gestione del karma, dunque i signori del karma esistono, generalmente sono associati alla sfera di Saturno, che è diciamo il guardiano della soglia, confine fra i regni superiori e i regni materiali, dunque
sono verità che vi stiamo appunto ricordando. Però bisogna dire appunto che quindi quando vengono a dirvi vi sciolgo il karma, i nodi del karma e tutte queste cosine qui da New Age, si capisce bene che se voi nell'altra vita avete mazzato a destra e a sinistra, non è che adesso arriva Gesù bambino e pipete pappete, il karma bisogna pagarlo perché sennò quell'altro che avete copato l'altra No, volta. no, il fatto è che l'illusione funziona e vi spiego il barbatrucco. Effettivamente si Vabbè, può intervenire, il problema è che non è che si scioglie, si no, rimanda. si rimanda. Dunque tutto quello che non facciamo adesso o che Mm, raggiriamo in questa incarnazione ci aspetterà alle prossime, non mm. esiste di poter raggirare il karma. Dunque, oh, Adelaide, South Australia. Ecco, finalmente qualcuno che ha capito Hola, qualcosa anche hi. dall'Australia. L'altro Ok, giorno dall'Argentina, adesso dall'Argentina. dall'Australia. Queste sono persone bravi, bravi, Sì, bravi. Il marietto veneziano è conosciuto dappertutto. allora Anche speriamo, la Hilde però, anche speriamo la di essere Hilde. comprensibili. Bene, allora, Salutali in inglese, va? hi Mena, how are you? Porca la Ok, paletta. finito là, no, sto No, scherzando. questa qui ha fatto No, l'università, ho fatto lingue ha fatto lì all'università. e vi garantisco che le lingue che usa vanno benissimo. Ehm, Le ho testate. Sì, le ho testate ma nel siamo in senso... fascia protetta? Va No, bene, no, le ho testate nel mi senso ha che sentito mi ha parlare. sentito parlare, anche in dialetto siciliano, Anche- bravissimo. non è vero, in siciliano sono poco credibile, Però vabbè, no, assolutamente. continua a mettere la mano dove era stato prima. Ah, scusa. Era sulla Va gamba, la bene. scaldava perché c'ho sul pigiama. Bene, andiamo avanti. Quindi, morale della favola, sto karma, che non è un pigiama, Il praticamente, karma. esatto, e chi vi dice che può sciogliervi i nodi karmici vi sta No, mettendo una sul allora, postino. quello che è possibile fare è comprendere il perché di determinate dinamiche. Questo non significa che le si risolva, Mm, perché per risolvere queste dinamiche bisogna lavorare profondamente dentro di sé mm. e effettivamente possono spostarlo, nel senso Eh sì, certo, ti perché vi danno dicono, l'illusione, esatto, vi dicono, tanto arriva l'età d'oro, risol- arriva la quinta dimensione, freghiamo tutti. Scusate, ma allora quelli che l'hanno presa, capite che così non si può non si può imbrogliare. imbrogliare. Imbroglione! Dici, mi ha detto cos'è? Siamo un imbroglione, giusto? Sì, ma come? Possono sapere quanti capelli abbiamo sulla testa, ma pensate che possano... Esatto, capito? Però esiste una cosa, esiste il reale pentimento. Allora quando c'è una trasformazione interiore, ma deve essere sempre un lavoro che viene fatto Certo. dentro, però purtroppo l'apprendimento avviene Mm, attraverso il karma. Il karma è fondamentale, il karma benedice alcune persone, perché immaginate chi ha subito sì, angherie varie e chi però è sempre rimasto corretto e magari non ha avuto questa vita per poter vedere che effettivamente essere stato corretto era la cosa giusta da fare, però poi magari nasce nella prossima e qualsiasi cosa fa gli va bene. Dunque il esatto. karma è giusto, non è mai sbagliato. Però vedete, una cosa L'importante è essere giusti noi. l'importante è ricordarsi, questa è la fregatura, perché da piccolino mi hanno fatto vedere delle persone che nel 1700 morivano di fame per strada a Parigi. E io mi ero commosso, mi sono messo a piangere, mi ero detto, poveracci, di qua di là. Poi mi hanno fatto vedere che in questa vita uno sarebbe diventato psichiatra e l'altro psicologo. Avrebbero avuto dei posti d'oro, però sarebbero stati delle carogne e gestivano dei bambini. E io gli ho detto, ma com'è possibile che nell'altra vita, nel 1700 a Parigi, erano lì che morivano di fame per strada e adesso sono diventati così carogna, no? E piangevo prima per la situazione del 1700 e poi mi sono, anche se ero piccolino, avevo 5 anni, 5-6 anni, mi sono arrabbiato perché quei tipi lì li avrei incontrati io. mm? Nel futuro avrebbero toccato una persona che mi stava tanto a cuore. Per fortuna il vostro Marietto, sapete che è il Marietto, e queste persone, insomma, praticamente mi ha fatto vedere come sarebbero ordinati, dove sarebbero andati dopo. E ho preso un po' di sollievo, perché il karma esiste per fortuna, il Marietto li ha incontrati per fortuna. Perché questi qui hanno fatto un macello a tantissimi bambini, no? Proprio perché la loro posizione
sociale e lavorativa gli permetteva di massacrare bambini innocenti. No? E quindi il karma esiste e purtroppo alcune persone che oggi vivono male, nella prossima vita saranno magari molto potenti, ma non si ricorderanno che poi dopo c'è la terza, no? E dunque Quindi umiltà. umiltà sempre, anche quando uno è un incapace e vede che qualsiasi cosa che tocca diventa oro, deve sempre ricordarsi che nella vita prima era proprio uno che moriva per Parigi di Chissà, fame. chissà Esatto. quello che è stato. Va E, bene, boom, io questa era la filippica sul karma dei stacca, non schiaccianucci, dei schiaccia karma che girano sul web, dei social, tutti i guru di qua a destra e a sinistra con la barba lunga, magari che poi vogliono qualcos'altro in cambio per il karma schiacciato, giusto? E quindi che conviene esatto, un dovete stare macelli. attenti a questi spara karma di qui e di là, no? Perché effettivamente queste cose qui non funzionano. Se adesso state passando una vita grama, ricordatevi che la prossima vita sarà sicuramente migliore, però ricordatevi di non fare come quei due psichiatri, perché se poi incontrate un marietto, capite, dopo le dura. Comunque, morale della favola, non esistono i schiacciakarma. No, No. vi Bene, rimanda karma magari sì, sì, rimanda karma, sì, però poi esatto. ve lo trovate sempre. Non c'è modo di esaurirlo tranne passarci attraverso. Esatto, bene. E quindi nessuna quinta dimensione, nessun angeli colorati, niente di queste cose qua. Guarda il caso di Bibbiano. Ah. Comunque salutiamo e ringraziamo tutti gli amici. Poi mi spieghi il caso di Bibbiano che non lo so. Sai, ho fatto fatica a seguirlo anch'io, ma... Ah, ciao Mariangel, Ciao c'è anche Mariangela, ci ha Mariangel. salvato Mariangela. Ciao Mariangela, Ne grazie. parleremo. Dopo devo cercare su internet cosa è sto caso di Bibbiano, perché io ne ho sentito così tanti. Anche il mio caso è tremendo, quindi devo seguirmi io stesso. Bene, cari amici, allora grazie anche dall'Australia, grazie dalla Grecia, dall'Italia, addirittura. Dappertutto, addirittura dall'Italia. Addirittura anche dall'Italia, i nostri affezionati amici che ci seguono. Noi, questa sera abbiamo la live. Questa sera abbiamo la live 20:30 Sul 20:30 sul canale del Marietto. del Marietto Oh, veneziano. venite subito perché sennò dopo, dopo Rispondiamo in ordine di arrivo in base appunto all'orario in cui avete scritto esatto, la iscrivetevi al domanda. canale se non l'avete ancora fatto perché lei nel suo canale sono già 2000 iscritti, è passata su, io sono ancora 1160 anni, poverine. Arrivano. Devo crescere anch'io, amici, datemi una mano, parlate di me anche in Mure e Santi. Non parlate mai di quelli da quinta dimensione perché sennò mi pannano. Però a tutti gli altri parlate del Marietto veneziano. Bene, cari amici. Grazie a tutti Grazie e a tutti. buona giornata. Sì, senti, ma come si fanno a chiudere queste cose moderne? Termina. Termine, è scritto in italiano.